E ci troviamo nei camerini del Teatro Metropolitan quest'oggi con l'icona della musica napoletana. Non abbiamo bisogno di dire nient'altro perché già il suo nome dice tutto. In occasione dei suoi 60 anni e del concerto appunto 6.0 ci troviamo insieme a lui, Nino D'Angelo. Salve, buonasera. Una grande emozione essere in questo momento accanto. Mi ricordo quando una volta abbiamo chiacchierato insieme in radio, già tremavo, quindi essere qui è ancora più bello, ancora più forte. Forse è stato 2 anni fa, se non sbaglio. Comunque ci troviamo qui insieme perché oggi sei proprio qui a Catania, io ti do del tu. Vai. Siamo proprio qui a Catania. Il giovane bisogna essere nell'anima, nel cuore e nel corpo. Dicevo, ci troviamo insieme proprio in occasione di questo grande concerto 6.0, questa tournée dedicata ai tuoi 60 anni, tournée sold out ovunque, Torino, Milano, oggi Catania, domani Palermo. Il pubblico mi vuole bene, questo è ancora un segno di affetto e di amore. Dopo 45 anni di questo lavoro è una soddisfazione, no? Assolutamente. Cosa vedrà questa sera il pubblico? Ma il pubblico sentirà soprattutto le canzoni che vuole sentire, sarà un concerto di Nino D'Angelo, però dove ci sono le 3 anime mie. Di Nino D'Angelo. Cioè, l'anima che vuole essere quella degli anni 80, l'anima che vuole essere quelli dei primi cambiamenti, l'anima proprio del cambiamento totale degli anni 2000. Qual è l'anima che Nino D'Angelo ama di più? Io penso che, sai, di me poi che posso amare, devono essere gli altri a dire. Personale, l'anima più bella, il cambiamento, quella di oggi, quella degli anni 80. Io devo dire che la musica è una, per cui quello che arriva è bello, quello che arriva al cuore della gente. Io sono un venditore di emozione e quando io riesco senza toccare una persona a toccarla dentro significa che ho creato un'emozione. È questo quello che la musica fa, è questo che... E non esiste quella che mi piace di più o quella che mi piace meno. A me mi piace la musica, per me io ho sposato la musica. Bisogna adattarsi forse ai tempi perché è un po' cambiato dall'inizio ad oggi. Ma secondo me cambia il fisico, cambiano gli occhi, cambiano le mani, cambia tutto. La musica è proprio cambiata. È l'anima che non cambia. La musica cambia, è normale, è cambiata sempre. Una volta si cantava in un modo, oggi se ne canta in un altro, fra 10 anni si canta ancora in un altro modo. L'importante è capire i tempi del cambiamento, entrarci dentro. Io ho imparato che nella musica se non si cresce poi si rimane allo stesso punto, è vero. Bisogna rischiare. Sempre. Io rischio sempre. E infatti. Aprono le strade agli altri e l'altro è poco. Si mettono dentro. Però l'importante è che si mettano. Sono d'accordo. Voglio dirti una cosa, il Nino D'Angelo che io ho davanti in questo momento, cosa deve al Nino D'Angelo dal caschetto biondo? Tutto quello che io sono oggi lo devo a quello caschetto biondo. Quello ha inventato pure me. È vero. Ha inventato un genere ma ha inventato anche me. Le persone ti amano non solo come artista ma anche come attore, vuoi o non vuoi, perché insomma i tuoi film hanno fatto la storia e continuano ad essere amati anche da chi oggi inizia ad amare la musica napoletana. Questa è una cosa bellissima. È bellissima perché i miei film ormai sono diventati, si dice cult adesso. Cult, sì, sono sono col dito all'insù, ci piace. Diciamo che sono pure anche su Facebook quando metto una fotografia degli anni 80 ovviamente è lui, più mi piace, no? Certo, è lui, è la nascita di Nino D'Angelo. Però io penso che quel Nino D'Angelo già pensava che un giorno, se non, questo volevo, ecco, mi hai preceduta. Non mi avessi mai cagnato un caschetto. Direi. Penso oggi col caschetto sarei la caricatura di me stessa. No, in quel momento là stavano i 20 anni, nei 30 anni, avevo l'esigenza di avere i capelli in quel modo, mi piaceva. Poi erano diventate un po' un'icona, no? Diciamo che molti anche oggi continuano ad avere... Ma infatti le imitazioni che mi fanno me le fanno col caschetto. Col capello biondo. Significa che quello che ha faticato veramente la mia vita è stato quello col caschetto biondo. Ha lasciato l'impronta. Quello ha inventato un genere, io non ho inventato niente. Io ho preso quel genere e l'ho fatto diventare un'altra cosa. Ma quello là ha inventato proprio una cosa. Il mio D'Angelo ha inventato una cosa, quelli che gli altri non hanno mai fatto, è vero, Nino D'Angelo subito si associa a quello. Senti, adesso tra poco uscirà anche il tuo nuovo lavoro discografico che porta appunto proprio come titolo dell'album 6.0, 3 CD. Quello è diciamo che il 6.0 è un progetto che nasce allo Stadio San Paolo di Napoli. Sì. Il programma era fare allo Stadio San Paolo di Napoli, di registrare questo spettacolo
e di farne un live. Poi gli amici miei, ma tu devi fare, ma non dici credito, quando fai, quando lo fai, come lo mandi. Quindi sei uno che dà molto peso anche a quello che ti dicono gli altri, gli amici. Gli amici, i parenti, le persone che mi vogliono bene. Forse è un pregio che ho io, so bene scegliermi le persone che mi vogliono bene. Difatti quando vengo tradito è la fine, perché proprio vieni ferito dentro. Mi sento male perché per me il sentimento è davanti a tutto. Ferire nel sentimento una persona è ammazzarlo. È come fare, tu uccidi carne da macello, sono per d'accordo. Cui tutti mi hanno detto perché non fai un disco, non fai un disco, penso che l'ho chiamato proprio inedito, proprio per fare il nome. Inedito, no. Ma all'interno ci sarà anche un CD che tu hai voluto chiamare I miei migliori insuccessi. I più grandi. I più grandi. Ma Nino D'Angelo, adesso mi viene da dire, può avere un insuccesso? Ma io penso che nella vita le persone forti devono sapere essere autocritici. Dire che io nella vita ho sbagliato qualcosa mica è bello. Io, se un artista dice io nella mia vita ho sbagliato questo, io lo apprezzo molto. È impossibile fare sempre delle cose che funzionano. Io penso che secondo me non sono funzionate certe cose perché il personaggio che sono io non era ancora adeguato, cioè la gente si doveva abituare a sentire certi suoni. Però se ci sono delle canzoni tipo Senza giacca e cravatte, che ne so, tipo Che stasera, tipo Mente cuore, tipo tante canzoni che poi hanno successo dopo 20 anni, significa che non mi ero sbagliato io. No, assolutamente. Il pubblico che sbaglia recepisce dopo, ma posso chiederti allora, qual è la canzone forse che tu reputi che ha avuto meno successo, che pensi avrebbe dovuto avere più successo? Ma ci sono delle canzoni che non vengono scritte perché devono avere successo, vengono scritte perché sono veramente un'emozione. C'è un brano che si chiama L'eroe, per esempio. Io non l'ho scritto perché l'eroe doveva diventare Senza giacca e cravatta. Però ti posso assicurare che L'eroe è una delle canzoni più belle e più sentite che ho scritto io. Non la conosce quasi nessuno, se tu hai i miei fan. Ci sono tanti. Ti ho detto L'eroe perché sì, Odio e lacrime, che ne so, Rosalina. Sì. Sono canzoni che non ho mai cantato e nessuno mi ha detto me la fai sentire Rosalina. È vero, perché poi possibilmente quando c'è un concerto tutti urlano sempre solo quelle canzoni che è normale che le canzoni degli anni 80 sono lo zoccolo duro, quando fai gli anni 80 puoi fare il karaoke, metti il dischetto. Però io ho un pubblico, il mio pubblico è cresciuto con me, un certo pubblico è proprio cresciuto. Io sono la prima comunque, io lo dico, è vero, io sono cresciuta con le canzoni. È cresciuto con le mie canzoni e oggi è riuscita a venire indietro e continua ad amare anche quello che faccio oggi. Per cui questi miei grandi successi io lotto affinché diventano dei successi, perché la canzone napoletana ha bisogno di certe canzoni che non sono la stessa cosa, ma dare anche fare arrivare alla gente anche quelle cose che piacciono a me, non solo quelle che piacciono a noi. Va bene Nino, io ti ringrazio, non ti rubo più tempo perché adesso tu ti devi preparare per questo grande concerto 6.0. Grazie soprattutto per averci fatto bella anche per pubblicizzare l'evento. Bella radio, bella TV, è casa tua, quando vuoi noi ci saremo sempre. Allora io sono vicino a tutte le radio e le televisioni che amano la canzone napoletana. Io sono figlio di questa terra e sono, diciamo, un po' portavoce, posso dire oggi, della canzone napoletana, per cui mi sento di ringraziare tutte le radio che la mattina mettono un brano di Bovi, di Mario e perché no, di Pino Daniele, di Nino D'Angelo. Noi vogliamo che le radio mettono la nostra musica, perché la nostra, vedi, la nostra lingua, la nostra non è un dialetto, no, è una lingua e l'ha detto anche l'UNESCO, no? È vero. E quindi per cui viva la musica napoletana. So che a Catania la canzone napoletana è veramente è mitica per i catanesi, per i palermitani, per tutti i siciliani, calabresi, il sud vive della canzone napoletana e per noi è un motivo di vanto, soprattutto per me. Grazie veramente per ciò che fate per Napoli e per la canzone napoletana. Grazie a Nino D'Angelo, grazie davvero di cuore. Grazie a tutti, ciao!